La società Dermap nasce nel 2008 grazie all'intraprendenza di tre ragazzi che dall'accademia cercano di applicare le loro idee per migliorare la qualità della vita di tutti. Il progetto d'impresa prevedeva la costituzione di una società a responsabilità limitata orientata allo sviluppo di servizi fondati sull'information technology focalizzati sul target dei sistemi informativi geografici. In questo contesto, il professor Furio Onsel, quando era rettore dell'Università di Udine e presidente di Friuli Innovazione, ha avuto un ruolo determinante nella promozione dell'idea imprenditoriale. Ad Ermap viene poi attribuito il premio nell'occasione di Start Cup 2007 per il progetto RSU Monitoring che nasceva dalla necessità dei comuni di ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. I soci fondatori di Dermap, che sono stati consulenti per la ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste, hanno deciso di mettere a disposizione della società il loro personale know-how, sviluppato nel tempo grazie alla partecipazione a progetti di interesse nazionale, europeo ed internazionale, che ha permesso all'azienda di offrire alla propria clientela servizi GIS su piattaforma web. In Friuli Venezia Giulia tale mercato si è rivelato ancora allo stato iniziale. L'azienda ha definito i propri obiettivi in relazione alle opportunità derivate dal mercato e tenendo conto dei vincoli posti dallo stesso. Nel 2007 l'azienda viene insignita del premio Start Cup Trieste per il progetto Arianna, nato dal desiderio di ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, grazie ad una consultazione diretta e aggiornata del parco contenitori installati per la raccolta dei rifiuti e la conseguente creazione di un accesso a un sistema informativo territoriale. È da considerarsi importante la partecipazione al Global Entrepreneurship Competition HIT Barcelona 2009, un'opportunità unica per aziende giovani e innovative di promuovere un proprio progetto imprenditoriale e cercare capitali da investire nella crescita dell'attività. Le migliori iniziative imprenditoriali hanno infatti la possibilità di aggiudicarsi premi del valore complessivo di 90.000 euro e la possibilità di aprire una sede aziendale a Barcellona, in spazi concessi in comodato gratuito per un anno. Area Science Park è uno dei 28 Entrepreneurship Center nel mondo chiamati a far parte del World Nominating Committee. L'azienda Dermap ha concretizzato la realizzazione di molti progetti, tutti legati alla protezione ambientale e all'ottimizzazione e sviluppo di tecniche per il rilevamento, e ha avuto un importante ruolo a livello internazionale, in occasione della collaborazione con l'Istituto di Biologia Marina di Kotor, in Montenegro, per l'analisi satellitare delle proprietà chimico-fisiche della baia locale. Dermap inoltre si sta organizzando per una collaborazione con l'Istituto Joanneum Research di Graz, specializzato nell'innovazione tecnologica ed in particolare con la loro divisione specializzata nel telerilevamento e nella geoinformazione, oltre che puntare all'internazionalizzazione che Dermap ritiene sia un requisito fondamentale per poter operare nel campo dell'innovazione e per un business di successo in generale.